Amici sportivi di Fuorigioco, buonasera da Francesco Casicci, sono le 21 esatte ed è la prima puntata della nostra stagione 2023-2024, sintonizzati in rigorosa diretta live streaming sulle pagine di Fuorigioco, di WeSport e di Gazzetta del Sud. Mi preme subito ringraziare appunto Mauro Cuccè, nella persona ovviamente del caposervizio di RTP e Gazzetta del Sud, tutto il gruppo editoriale. Ringrazio Claudio Costanzo alla regia di WeSport per aver condiviso ovviamente il progetto anche di questa stagione, che parte ovviamente all'insegna del racconto del calcio giovanile siciliano e del calcio dilettantistico, appunto un calcio che noi abbiamo sempre promosso sin dalle origini e che anche in questa stagione ci vedrà appunto per un'ora piena condividere con gli addetti ai lavori, con gli uomini che calpestano il rettangolo di gioco, con gli uomini che ovviamente appunto sono senz'altro i massimi esponenti del calcio siciliano. E allora subito alla presentazione appunto dei nostri ospiti, il direttore generale della Polisportiva Calcio Sicilia, che si è laureata lo scorso maggio campione nella categoria Under 15 regionale, Pietro Dell'Orzo. Buonasera direttore. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. E buonasera al nuovo responsabile del settore giovanile del Siracusa Calcio, Cristian Romano. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Avremo modo appunto di approfondire le dinamiche tanto del Siracusa quanto del Calcio Sicilia, e abbiamo anche il tecnico dell'Under 15 Elite della Fair Play Messina, mister Filippo Romeo. Buonasera mister. Buonasera a tutti. E abbiamo anche l'organizzatore, il nostro punto di riferimento, punta di diamante di tornei Giovani Sicilia Management, che da 7 anni organizza appunto manifestazioni in tutto il sud Italia, Davide Cicero. Ciao Davide. Ciao Francesco, buonasera a te e gli ospiti che abbiamo per questa prima puntata insieme a noi, provenienti da 3 zone geografiche siciliane ben differenti tra di loro. Tra l'altro prima puntata che avviene proprio nel giorno in cui è stata ufficializzata la definizione dell'Italia insieme alla Turchia come sede dell'Europeo nel 2032. È un peccato che una nazione come l'Italia, una delle più vincenti a livello mondiale, abbia dovuto affiliarsi e codarsi alla Turchia per poter ottenere un risultato del genere, ed è ancora più un peccato il fatto che con molta probabilità non ci saranno partite, non verranno giocate delle partite nella nostra Sicilia, la regione più grande d'Italia, una regione con 5 milioni di abitanti che ha sfornato tanti importanti talenti, ed è assolutamente indecoroso, se ciò verrà confermato, che non verranno appunto giocate delle partite nella nostra regione, il che sarebbe un grossissimo danno, oltre che di immagine, anche per tutto l'indotto che crea una manifestazione del genere, indotto turistico, di immagine, di visibilità, di transfer, di tutto quello che gira attorno a una manifestazione tra le più importanti a livello mondiale. E ci auspichiamo che vengano risolti i problemi strutturali di almeno uno degli stati. Si auspica e si pensa possa essere Palermo il più idoneo a poterlo fare. Vediamo, incrociamo le dita. Davide, hai toccato poc'anzi appunto la Sicilia come fulcro ovviamente del calcio giovanile. Tu ti occupi in questo senso appunto nel quotidiano, ma parliamo anche di calcio giovanile siciliano con le nostre professionistiche, in questo caso appunto Palermo, Catania e Messina, che hanno portato a casa insomma un bilancio non completamente positivo da questo weekend. Sì, devo dire che comunque il Palermo, come un po' ci ha abituato nelle ultime stagioni, sia con la nuova proprietà che con quella passata, è la siciliana che riesce a fare meglio nell'ambito giovanile. In questo turno c'è stato un pareggio per la squadra Primavera, 2-2 contro un ottimo Cosenza. Ha perso l'Under 17, ma contro la Lazio, comunque uno 0-2 in casa contro una delle società più importanti del girone del Palermo. Palermo che comunque aveva ottenuto già 2 vittorie, un pareggio nelle 3 partite precedenti. Sta andando anche abbastanza bene il gruppo Under 15. Catania alti e bassi, la Primavera ha osservato un turno di riposo, poi bel 6-2 fuori casa per l'Under 17 che ha battuto a domicilio il Potenza. La società che sta andando un po' a rilento è il Messina. 3 partite giocate tra Under 15, Under 17 e Primavera. Purtroppo proprio nel campionato Primavera, arrivata la
terza sconfitta su altrettante partite, di cui alcune effettivamente un po' eccessivamente rotonde. A pagare, come spesso accade, è stato il mister, è stato Alessandro Parisi, che conosciamo bene personalmente noi e tutti gli addetti ai lavori del mondo calcistico siciliano, e sia umanamente che tecnicamente una persona molto preparata, e auguro io penso una cosa che possiamo estendere a tutti gli altri presenti qui in studio, un abbraccio e l'augurio di poter trovare presto squadra per continuare il buon lavoro che ha fatto negli ultimi anni. Ricordiamo che però le strade si sono divise consensualmente, quindi non si può parlare di esonero, ma si parla di una, diciamo, di una separazione ai limiti ovviamente di quello che possono essere appunto dimissioni o comunque interruzione del rapporto. Salutiamo Lucen Ladelfa che ci scrive, sempre Forza Sicilia, Under 21 ottobre sarò per la 25esima volta in Sicilia, origini Enna e Val Guarnera. Caro Pepe, quindi insomma salutiamo anche chi ha la Sicilia ovviamente nel cuore. Una novità, un'introduzione importante di questa stagione 23-24, l'abbiamo più volte salutata e anche ovviamente abbastanza comunque lieti ovviamente di questa introduzione, nella riforma appunto il campionato, l'introduzione dei campionati elite. Quindi volevo un punto di vista anche da parte degli addetti ai lavori, partendo dal direttore dell'Orzo. Calcio Sicilia sicuramente soddisfatta, anche perché adesso vi sono partite dal tasso tecnico un po' più elevato, non ci sono più quei puntaggi tennistici, o è difficile riscontrare appunto nel weekend partite così sproporzionate. Sì, sicuramente, cioè, finalmente siamo arrivati a questi campionati di elite, ne parlavamo in questi anni tante volte, dico, auspicavamo questa cosa. Spero che si arrivi a un girone unico, perché se tu vai a vedere il campionato elite degli allievi, alla fine sono quasi tutte squadre comunque palermitane, dico, è un po' simile a quello dell'anno scorso, tra squadre palermitane e trapanesi. Dico, sicuramente il livello si è alzato, quindi non dobbiamo sempre lamentarci, piano piano arriveremo, spero, a giocare un campionato unico, dove si alzerebbe il livello, veramente il livello tecnico, e spero che poi la federazione piano piano metta anche dei paletti anche sulle strutture sportive, perché onestamente giocare in campi di calciotto, dico, cioè, il campionato elite non dovrebbe esserlo. Ecco, hai detto calciotto, forse per così rendere l'idea appunto di campi a 11 omologati un po' celermente. Cristiano Romano, dal tuo punto di vista ovviamente c'è soddisfazione, per quanto ovviamente nel girone B dell'Under 17 e anche dell'Under 15 comunque le province coinvolte sono per lo più 4, ovvero Siracusa, Catania, Messina e Ragusa. Quantomeno c'è una differenza, ecco, anche nella conoscenza ovviamente degli avversari di partita in partita. Sì, quest'anno ovviamente il campionato elite è diverso totalmente dal campionato regionale che abbiamo fatto negli scorsi anni. Come diceva il direttore dell'Orzo, ancora c'è qualche campo in terra battuta, qualche campo piccolino. Devo sottolineare una cosa, che secondo me la sezione arbitrale ancora non è all'altezza di fare campionati elite. Mandano ragazzi che ancora alle prime armi, addirittura domenica un arbitro che era la sua prima partita, quindi su questo secondo me dobbiamo migliorare. Ovviamente la qualità delle squadre si è elevata tantissimo, sicuramente. Mister Romeo, dal vostro punto di vista la Fairplay Messina sta facendo una, diciamo, non una strategia, ma ha impostato comunque una squadra anche di prospettiva per gli anni a venire. Ci sono almeno una buona metà di 2010, ovviamente può anche essere soffocato forse il risultato di oggi in prospettiva di domani, ma al netto appunto dei due pareggi e della sconfitta, Fairplay Messina che ovviamente vuole alzare la testa già a partire dalla prossima settimana? Sì, guarda, hai toccato un punto importante per quanto riguarda la programmazione della società, perché la società è molto ambiziosa sotto questo punto di vista per cercare di piazzare il più possibile, no? Magari qualche ragazzino che può giocare sotto età in questi campionati. E certo, come hai detto tu, potresti anche pagare qualcosa, però ancora è presto per tirare le somme.
ancora c'è un bel campionato da tirarsi avanti, dai. Stiamo vedendo appunto, grazie all'ausilio delle immagini, sempre a cura di Wisport, appunto quello che è accaduto lo scorsa domenica nel match di Barcellona-Pozzo di Gotto, un 2-2 che ha visto la Fair Play Messina sotto con le reti di Torre, no? Questo capitano che ha segnato 2 gol e poi ci ha pensato Piccolo, lo stesso numero 7, che tra l'altro ha fallito un calcio di rigore. Come la dobbiamo inquadrare, mister Romeo? Un'opportunità persa, una ulteriore opportunità di crescita? Ma guarda, Francesco, in queste partite io ho visto solo dei miglioramenti da parte dei ragazzi, ne ho giusto discusso anche oggi con loro, stanno andando in crescita. È vero che ci siamo trovati sempre in tutte e tre le partite a riprendere il risultato perché siamo andati tutte e tre volte sotto. A Catania con la Meridiana l'abbiamo agguantato e potevamo fare anche qualcosina in più. Col Siracusa sicuramente no, perché grande merito al Siracusa che è una squadra, ma veramente si è difesa molto bene nonostante noi abbiamo fatto un secondo tempo importante. Poi certo ieri nella partita di domenica anzi abbiamo creato tanto, un pochettino la mare in bocca resta, no? Perché che vuoi? Fra un pochettino di qualche errore di individuale che per carità ci sta, perché è giusto che li facciano i ragazzi e devono crescere così, non si può accollare tutto il peso addosso a loro. Però è giusto anche che queste situazioni vengono aggiornate, vengono inquadrate. Cercheremo di fare il possibile per farci trovare già subito domenica pronti, perché è un'altra partita molto ma molto difficile contro la Catania Soccer. Stiamo vedendo il gol di Listro, sarà soddisfatto Cristian Romano che si può godere questo numero 9 che ha realizzato, oltre al gol all'Ambiente Stadium, anche la doppietta che ha deciso il match di Mascalucia contro la Catania Soccer. Cristian Romano, Listro, parlaci un po' di questo numero 9, ma ovviamente un po' di tutta l'Under 15 che ha 9 punti attualmente, è prima della classe con 3 punti di vantaggio sulle diciamo inseguitrici che sono New Eagles, Ionica e Real Trinacria. Sì, è un gruppo che già l'anno scorso il mister Amodio con il mister Moncada hanno lavorato facendo l'Under 14 sperimentale. Poi abbiamo aggiunto qualche ragazzo di prospettiva, abbiamo parecchi ragazzi 2010 importanti che già orbitano in qualche squadra professionistica. E sì, Listro è un ragazzo che sta facendo molto bene, non è nato come centravanti, ma da quest'anno lo sta facendo e diciamo che lo sta facendo anche bene, già ha realizzato 4 reti e ci mette l'anima, è un ragazzo che fa reparto da solo in questo momento. Christian, nella vostra situazione, insomma, un importante upgrade da parte vostro, societario, dell'Accademia Siracusa, che è il quartier generale appunto al Pantanelli Sport, adesso rappresenta il presente, l'immediato futuro del Siracusa, di un Siracusa che si è rilanciato anche ovviamente tra i dilettanti, primo della classe attualmente con 6 vittorie e un pareggio. È un momento, diciamo così, favorevole un po' per tutto l'ambiente siracusano. Tu sei un siracusano doc, quindi sicuramente sarai contento di rappresentare ovviamente il Siracusa a livello giovanile. Sì, è un momento bellissimo per la città, stiamo vivendo un momento particolare per il calcio siracusano, tanti anni che non vedevamo tutte queste persone allo stadio, si sta appunto vivendo e si sta assaporando un piacere particolare. La squadra funziona bene, la prima squadra, tu lo sai, quando la prima squadra va bene l'ambiente è tutto sano, ecco, quindi anche il settore giovanile è in armonia, funziona tutto, la dirigenza è forte. Noi da quest'anno ci alleniamo anche allo stadio insieme alla prima squadra, quindi giochiamo anche allo stadio Nicola De Simone. La scuola calcio è sempre a Pantanelli. Diciamo che in questo momento posso dire solamente
bello. Momento senz'altro positivo ovviamente per il Siracusa e ovviamente anche per la società capofila in questo momento appunto che c'è Siracusa, cioè l'Accademia Siracusa che veste appunto la maglia azzurra. Pietro Dell'Orzo, Calcio Sicilia, che non lo dobbiamo certo scoprire, è una società ormai tra le più titolate appunto a carattere regionale, che ancora una volta si cuce addosso l'alloro della vittoria. Che stagione vi aspetta? Una stagione senz'altro importante, di continua conferma, c'è sempre tanta aspettativa sui vostri gruppi, tanti sono i ragazzi ovviamente che vanno a giocare tra i professionisti, però voi riuscite anche a collimare quel cocktail vincente, no? Cioè portare i ragazzi tra i pro e anche vincere, che non fa mai male, no? Sì, diciamo che hai detto bene, un cocktail perché i presidenti vogliono sempre vincere. Dico, i valori base ovviamente sono quelli di far crescere i ragazzi con le competenze dei direttori e dei mister. Però è normale che io penso sempre che quando lavori bene poi anche i risultati arrivano. Ovviamente quando si vince, dico, è frutto di un lavoro che c'è dietro, che parte dai presidenti fino, come dico sempre, fino ai magazzinieri. Sì, ci aspettiamo ovviamente, dico, tanto dai nostri gruppi elite. Dico, con gli allievi abbiamo Mister Catanzaro, che ormai è un veterano, ha vinto tanti titoli regionali e quindi che ha un gruppo importante, un gruppo che l'anno scorso è arrivato in semifinale regionale sotto età e l'anno prima ha vinto il titolo regionale. E poi abbiamo col Buon Pastore un gruppo tutto di 2008 che è allenato dal totem Mister Di Fiore che con noi, diciamo, È ritornato peraltro. che è tornato, dico è ritornato e che ha vinto il primo scudetto della storia del calcio Sicilia insieme a me e la nostra società. Poi per quanto riguarda il gruppo Under 15, anche lì abbiamo un gruppo importante allenato dal mister Fabio Vitale, che ovviamente darà filo da torcere a tutti. Poi sicuramente quest'anno il campionato elite si è alzato di livello e quindi sarà più difficile, però è normale che il nostro obiettivo è arrivare a vincere il titolo sia con gli allievi che con i giovanissimi, non ci nascondiamo. Davide Cicero, all'insegna del 12, lo possiamo dire, questo è il denominatore comune, perché di fatti 12 sono le squadre che rappresentano il girone A e il girone B dei campionati elite, ma 12 sono anche le squadre che comunque fanno classifica nei 4 gironi regionali. Poi abbiamo ovviamente anche le 3 professionistiche che sono fuori classifica, mi riferisco appunto al Palermo, alla CR Messina e al Catania, che giocano praticamente sotto età, ovviamente con i 2010 nel campionato Under 15, con i 2008 nel campionato Under 17. Direttore Dell'Orzo parlava prima di strutture sportive. A Catania peraltro si sta muovendo qualcosa con il Duca d'Aosta, appunto, che è già nuovamente sintetico, anzi siamo finalmente contenti di poter vedere un campo che è stato davvero per tantissimi decenni probabilmente uno dei campi più fatiscenti di Catania, non me ne voglia nessuno, e anche il Velletri probabilmente sarà a strettissimo giro di posta nuovamente verde. Ecco, il tuo punto di vista di questo inizio di stagione, di queste prime 3 giornate di campionato? Guarda, innanzitutto queste 3 giornate, analizzando sia il campionato elite che anche quello regionale, hanno dato un maggiore equilibrio, non ci sono stati tantissimi risultati tennistici, se non di più, come accadeva in passato. Sicuramente i gironi B, quelli che coinvolgono la Sicilia orientale, secondo me sono anche più vincenti, perché riescono ad avere una provenienza geografica molto più varia, da Siracusa, Ragusa, Catania, Messina, mentre il girone A è molto palermocentrico, con 8-9 squadre su 12 che sono del capoluogo siciliano. Ovviamente non è colpa della federazione né di nessuno, è colpa o merito del fatto che a Palermo negli anni si è sempre riusciti, anche grazie agli investimenti privati sugli impianti sportivi, a lavorare in una certa maniera. Poi ovviamente il bacino d'utenza
che ha un capoluogo come Palermo in maniera assolutamente molto più importante rispetto anche a grossi centri come Marsala, come Mazara del Vallo, che pur avendo oltre 50.000 abitanti, anche Alcamo, non sono riusciti a portare nel campionato elite alcuna squadra. Al momento l'Accademia Siracusa è l'unica squadra, l'unica società. Sì, per esempio Enna è l'unica delle 9 province che evidentemente non porta nessuna squadra elite. Non è rappresentata assolutamente. Dicevo che l'Accademia Siracusa è attualmente l'unica società a punteggio pieno, quindi con 9 punti sia nel campionato Under 15 che in quello Under 17 Elite, mentre il Calcio Sicilia e la Team Sport sono le altre uniche due società matricole ad essere ancora imbattute sia in Under 17 che in Under 15, e questo comunque conferma che dopo sole 3 giornate le società imbattute sono solamente 3. L'anno scorso arrivavamo già a campionato inoltrato quasi al girone di ritorno dove potevamo nominarne 5, 6, 7. C'è una domanda opportuna da parte di Danilo Gallo, il mister, che ci scrive: posso fare una domanda perché nel campionato elite non sono previsti guardalinee? Buonasera a voi, questa domanda la ripongo proprio ad un ex guardalinee quale Davide Cicero. Secondo te è una falla del sistema, un upgrade che anche qui si potrebbe, diciamo, introdurre? Servono i soldi, perché ti faccio una velocissima moltiplicazione. Si disputano ogni weekend 6 partite per ogni girone, i gironi sono 2, i campionati altrettanti, Under 17 Under 15 si parla di 24 partite, 2 assistenti per partita alla media di 50 euro. La federazione dovrebbe uscire 2.400 euro in più a giornata. Le giornate tra andata e ritorno sono 22, parliamo di 53.000 euro. Quindi ovviamente il costo c'è, sarebbe altamente formativo, te lo dico da ex assistente, sarebbe altamente formativo per gli assistenti arbitrali andare a fare esperienze in un campionato performante come quell'elite per poi andare nel campionato di promozione, perché tu prendi un arbitro che esce dalla prima categoria, dalla seconda categoria, o come me che esce dal campionato giovanile, e poi lo vai a proiettare dopo 19, 20, 22 anni al massimo in una partita di grandi in promozione, e ovviamente rischi di fare degli errori che sicuramente crescendo nel settore giovanile del campionato elite non commetteresti. Di contro ci sono questi 50.000 euro da dover investire, non è semplice trovarli, certo. Io ti dico forse di più, Davide, Francesco, neanche gli arbitri ci sono, forse. Ecco, volevo proprio chiedere a Cristian Romano proprio questo. Cosa ti aspetti, Cristian? Cosa ti saresti aspettato? Ecco, in queste prime 3 giornate ti ho sentito abbastanza, come dire, deluso, amareggiato, probabilmente è la realtà dei fatti, però volevo appunto in cosa secondo te bisognerebbe migliorare dal punto di vista arbitrale. Allora, a mio avviso veramente mister Danilo Gallo ha preso un argomento importante, la sezione arbitrale. Io domenica mi hanno arbitrato una partita. Attenzione, il ragazzo non c'entra nulla perché ovviamente deve imparare sicuramente, però in un campionato elite ancora era la sua prima partita, non sapeva neanche scrivere la velina, cioè siamo a questi livelli. E io mi aspetto questo in un campionato provinciale, ma in un campionato elite almeno un ragazzo con un po' più di esperienza, ecco. Questa per me è una pecca importante, lasciando perdere le strutture sportive perché ovviamente purtroppo sono queste, magari ci dobbiamo adeguare in questo momento, però questo è un neo che secondo me bisogna un po' migliorare, ecco. Però Cristian, se come dici tu, se piano piano cominciamo, vedi, il campionato elite, dico, si chiama elite perché dovrebbe esserci delle strutture diverse, la terna arbitrale, tutte queste cose. Dico, chi ha i mezzi, dico, giustamente come dice Davide, ci sono dei costi, e fai pagare, dico, io penso che una società che voglia fare il campionato elite è giusto che paghi un'iscrizione magari più alta, ok? Però fai come un campionato nazionale, cioè giustamente hai delle spese più alte, però devi avere, se è elite, io devo giocare in uno stadio a norma, devo avere la terna arbitrale, perché poi altrimenti, dico, cambia poco. Invece deve avere dei servizi in cambio. Invece di fare su 12 partite ne fai
8 buone e 4 hai... e c'è uguale. Il campionato dell'anno scorso ne facevi 6 e 6, ora 8 e 4, cioè 9 e 3, dico, poi cambia poco. Io credo che poi, se si alza la qualità, magari le società sono disposte a pagare di più. Poi tu mi dici, ma ci sono società che non lo possono fare e non lo fanno il Non campionato elite, partecipano, cioè, campionato giusto? elite. Quindi anche gli Condivido. arbitri, io non so quanto prendono gli arbitri, perché noi poverini diciamo giustamente, ma il problema non è che è sempre economico, perché gli arbitri non ci sono ragazzini, perché non vuole arbitrare più nessuno. Ma io per 40 euro, quanto prende un arbitro? 40 euro, Davide, quanto prende? Direttore, dai 30 ai 50 Cioè, euro in base al chilometraggio da dove parte, dalla propria ok, io per residenza, 30... e parli di un atleta, di un ragazzo che deve allenarsi, che deve poi tornare a casa, fare il Bravo. referto, Allora mandare le scusami distinte in Davide, federazione. io per 30 euro devo andare a farmi prendere a parolacce, a insulti e rischiare qualche volta pure di prendere qualche schiaffo. Cioè, ma chi me lo fa fare? Quindi io credo che, come penso anche in Serie A, dove l'arbitro è una figura predominante in una partita. Tu cominci a pagare anche i ragazzini che 100 euro a partita. Dico, e magari qualche arbitro in più ce l'hai anche bravo, perché nessuno vuole fare l'arbitro. Cioè, È la classica, diciamo così, considerazione che abbiamo fatto anche più volte, sempre a fuorigioco. Si potrebbero anche formare degli arbitri a partire dall'attività di base, dove tra le altre cose c'è proprio ormai da diversi anni una classificazione tra scuole calcio di primo, di secondo, di terzo livello. Proprio quest'ultima denominazione ha, diciamo così, preso il posto di scuola calcio d'elite, però poi è anche nel piatto della bilancia, bisogna anche vedere i servizi offerti e anche cosa ti dà la Federazione Italiana Gioco Calcio. Cristian, ti Ha vedo fatto i corsi da dirigente arbitro, quindi praticamente siamo sempre noi che facciamo gli arbitri. Di elite c'è poco, perché vai a fare questo challenge, pulcini, esordienti, ma alla fine l'arbitro lo fai tu, una volta lo fa uno dell'altra squadra, cioè diciamo che elite, sì, siamo scritti elite, però da parte loro non abbiamo poco e niente forse. poi Mister... Christian, scusami se è pure vero che noi tutti addetti ai lavori, cioè nessuno aiuta gli arbitri perché li massacriamo, cioè Sì, per questo sicuramente. ci vuole gente col pelo tanto per venire a arbitrare pure l'Under 15, perché ormai c'è un'esasperazione, ragazzi, dico, Da parte di dai tutti. genitori fino agli addetti ai lavori, perché non so, di noi grandi, che è diventata una roba allucinante, veramente. soprattutto il retroscena ormai è diventato un po' più pericoloso probabilmente, anche perché Esasperato, direi, l'esasperazione da parte dei genitori nei confronti dei propri figli è veramente ha raggiunto un livello massimo. Noi siamo continuamente, vabbè, parliamo sempre delle stesse cose tra genitori e figli, insomma, però adesso l'esasperazione è veramente alta, alta, e combattiamo con tante sfaccettature dove cerchiamo di tutelare i ragazzi, magari quei ragazzi che possono avere, veramente hanno delle possibilità per andare a fare i calciatori, ma l'esasperazione dei genitori li portano a volte anche ad abbandonare il calcio. Cristian, ma sei d'accordo con me che non sono solo i genitori, ma anche noi direttori, i tecnici, che Ne sono convinto di dico, questo, ne sono convinto, ne sono convinto. poi tante volte, cioè, può capitare che magari se fai giocare un ragazzino un po' più indietro rispetto a un altro non ti stravolge la partita, no? Quindi diciamo che un po' dobbiamo essere pure da parte nostra, cercare di cambiare questa mentalità. E Questa te lo dico io mentalità. che noi siamo abituati a vincere, dico, siamo, come si dice in Sicilia, ziccusi e tutte cose, però effettivamente è la realtà, quindi è noi giusto, dobbiamo è cercare... un bellissimo tavolo tecnico quello che state sviluppando. Volevo sentire anche il pensiero di Mister Romeo, perché poi le ambizioni delle società spesso si sposano anche a livello commerciale, c'è un marketing dietro, la pagina Facebook che ha più like, quella che ne ha di meno, il prodotto televisivo, sto sciorinando insomma tante cose che credo siano anche l'attualità. La Fair Play Messina per esempio è legata alla Juventus, però bisogna anche capire chi potrà andare alla Juventus. La Fair Play Messina per esempio ha contribuito con una cessione eccellente, quella di Davide Guarneri, però bisogna soprattutto educare, no, Mister
Romeo, questi ragazzi al gioco del calcio? Non sempre si potrà diventare campioni. No, guarda, lo sai benissimo, lo sapete benissimo tutti, che le difficoltà, al di là prima di essere pronti e preparati per eventualmente essere selezionati in contesti del genere, poi ci sono altre difficoltà come la distanza, come l'ambientazione, stare lontano dalla famiglia. Per un ragazzino di 13 anni, 14 anni è un abisso. Considerare che magari una parola detta per telefono ai genitori a 1000 chilometri di distanza può sembrare chissà che cosa. Non è facile perché ci confrontavamo ieri anche con il responsabile dell'Accademia Juventus e parlavamo appunto di questo qua, di questa roba che molti poi mollano perché ci sono mille sfaccettature, ci sono mille problematiche, per cui non è sempre facile. Se riesci, in mezzo a tutti, in mezzo a sgomitare, ad arrivare dove puoi arrivare, poi c'è un altro step che è ancora più alto, è quello di rimanerci. E sappiamo, per esempio, statisticamente, direttore dell'Orzo, che sono sempre di più i giocatori che poi ogni anno purtroppo si svincolano, tanti giovani che hanno un'opportunità inizialmente, magari in un vivaio appunto di una squadra professionistica, anche di Lega Pro, pur sempre professionistica, che però poi questa opportunità la perdono perché non si è fortunati, non si è il procuratore giusto. Scusami se adesso interpello anche l'argomento, ma è anche quello. Sì, ma Francesco, il problema è che bisogna anche tante volte essere obiettivi noi genitori non lo siamo, no? Però il problema è che per dire, noi abbiamo da quando comincia attività agonistica noi, l'Under 15, cominciamo a fare capire che comunque non giocano tutti alla stessa maniera, tutti allo stesso minutaggio, anche se c'è il genitore, io ho fatto meno minuti, ma io pago, ma di qua, ma di là. Dico, cerchiamo di abituarli al calcio che poi è dei grandi, ovviamente sempre con un'elasticità, perché non è che quello meno forte non deve giocare mai, però dobbiamo fare capire, come diceva Filippo, che comunque ci sono ragazzi che magari poi sono più pronti e hanno la possibilità di andare alle società professionistiche. E ragazzi, io dico sempre, non è che tuo figlio o il ragazzino è scarso, non può arrivare al livello di Tizio, cioè bisogna avere pazienza, non abbiamo più pazienza, perché a me alla prima partita che è in panchina, mi cominciano alla prima giornata, mi cominciano ad arrivare messaggi, ma mio figlio non puntate, ma non ci credete, il mister non lo vede, cioè alla prima partita. Ora ti dico io, se continuiamo, ma io lo dico sempre ai genitori, voi lo dovete fare per i vostri figli, perché se non li fortifichiamo, se non si abituano a fare panchina, a soffrire, se vogliono arrivare non in Serie A, ma in eccellenza, perché quando escono dagli allievi, sì ragazzi, in eccellenza, in promozione, fanno fatica proprio a inserirsi, perché non sono abituati. Ancora io vedo in eccellenza, ma mio figlio non gioca, ma come mai? Ma che chiamo? Raga, ma di che parliamo? Cioè, noi purtroppo, la verità, che sono cambiati i tempi rispetto a prima. Io prima, quando mi convocavano dall'Under 15 all'Under 16, all'Under 17, ero felice di stare là, uno spogliatoio. Ora invece ti convocano, ma se mio figlio non deve giocare, me lo porti... Cioè, quindi la colpa è nostra. Abbiamo creato una generazione di bamboccioni e così è la verità. Cioè, quindi non ci sfoghiamo. Pietro, hai toccato tutti i punti che si verificano attorno al ragazzo. Hai toccato tutti i punti. E purtroppo non so, effettivamente me lo chiedo spesso, se si va a peggiorare sta storia, sta situazione, oppure ci sarà un ridimensionamento sotto questo punto di vista. Filippo, dobbiamo avere noi la personalità di dire tuo figlio, portatelo. Invece, perché poi che succede?
Allora, io Mari non lo faccio giocare, cioè non gioca, Mari da me gioca poco perché Mari è più indietro, poi le altre squadre, ah ma vieni qua, ma qua non paghi, sei troppo forte, perché purtroppo, io dico, ripeto, non è colpa dei genitori, perché è colpa dei procuratori, direttori, che gli fanno la testa tanta, poi infatti sai quante volte capita da noi che, ah ma perché mio figlio non ha provato là, ma perché questo non ha fatto, se ne vanno nelle altre società, dopo un anno tornano, avevi ragione, è così, tornano con la coda tra le gambe, perché purtroppo questo è. Io quando sono arrivato qua vedevo, facciamo fare i provini così, facciamo contenti tutti, ma non è Sono così, io contenti faccio tutti. provare chi merita, poi Infatti, mi prendo ma- responsabilità io, a me non interessa se faccio provare, l'anno scorso facevo provare solo Colombo, perché per me Gabriele Colombo, che ha fatto 50 gol, e poi non capisco come mai le società e Magro e questo e quello non lo prendono, però io faccio provare sempre lui, e quando il genitore mi veniva e mi diceva ma perché non si è allenato e gioca? Ci dissi perché Colombo gioca con una mamma, gioca, ci siamo, dico ma è così, perché dico giocare a cioè, palla è per tutti, il calcio non è per tutti, ragazzi. questa Anche questa è una giusta cioè, riflessione. ora, Io ora scusami Davide, perché dico io poi l'anno scorso, ora Saviano noi l'abbiamo dato alla Roma e io ho dovuto litigare con le società perché che lo volevano, ho dovuto litigare, ho detto raga, voglio andare a Roma, cioè ho dovuto litigare con la Fiorentina, con la Sampdoria, gente che non mi parla più, perché? Cioè, al contrario, quindi dico sempre ai genitori, se vogliono il giocatore, se c'è, Se lo le squadre prendono, chiamano, se lo prendono. ti martellano, Certo, è cioè, normale. non è che il procuratore, poi è normale che magari se io segnalo un giocatore a una società, è normale che magari la mia parola, dato che ho dato centinaia di ragazzi alle società professioniste, magari conta, ma per attenzionarlo, poi deve piacere. Non è che io so comando io, cioè ci siamo, ma Infatti. faglielo entrare in testa, perché per gli altri Piero Dell'Orzo comanda là, ma non è così, non è così, c'è il giocatore che fa... Ma secondo te, cioè, Pietro, questa situazione andrà a peggiorare? Perché è una cosa che mi sbatte sempre in testa. in questo momento Sì, sì, cioè in questo momento sì, va in quella direzione, in questo momento va in quella sì. direzione a peggiorare. Cioè io credimi che non ho più, cioè, non ce la faccio più, cioè veramente ragazzi sarebbe perché un argomento, direttore dell'Orzo, mister Romeo e anche Cristiano Romano, ma anche Davide, da prolungare sicuramente per tanti e tanti La minuti, e al voglia. quale magari potremmo anche, diciamo Fare una così, trasmissione apposta. No, no, ma oltremodo anche far intervenire magari in un tavolo tecnico anche, per esempio, gli esponenti comunque che mettono un po' le regole, no, del calcio. Ci sarebbe tanto da dire anche su, come hai detto tu bene Cristian, anche sui tornei indetti dalla federazione, che comunque sono senz'altro importanti, molto discutibili, per esempio il criterio dei risultati, che comunque non educano secondo me anche ad una cultura sportiva, perché molte volte insomma ci si chiede ecco perché una squadra che magari non perde da un punto di vista sportivo, non prende più gol dell'altra, può anche perdere la partita, ecco, può succedere anche questo, perché sappiamo benissimo Francesco, anche... questo è il buonismo che sta rovinando la nostra società. È semplicemente buonismo applicato al mondo del calcio, che è la rovina del calcio Ovviamente dico su questo e del divertimento dei ragazzi. teniamo a specificare Davide che questo non, cioè, diciamo, chi governa il mondo del calcio dal punto di vista della FIGC italiana, perché evidentemente poi le regole partono dall'alto, no? Non sono semplicemente territorialmente No, le dal basso. regole, molte regole invece vengono applicate solamente in Sicilia ed è uno scandalo che dovrebbe essere portato sui tavoli di chi comanda a livello federale, e se qualcuno a livello federale non risponde bisognerebbe portarlo anche più in alto. Ci sono cose ben più importanti di cui parlare in Italia, però anche questo è diventato uno scandalo, è diventato uno scandalo come il tesserato ha dei diritti in Sicilia e ne ha il triplo altrove, è uno scandalo come non vengono firmate dalla federazione le convenzioni con gli enti di promozione sportiva, sono scandali che veramente vanno avanti da troppi anni e dovrebbero iniziare ad essere portati sui tavoli, visto che qualcuno non fa finta di non capire e di non sentire, bisognerebbe portarli forse nelle aule dei tribunali o meglio ancora a Palazzo Madama e Montecitorio, perché adesso veramente abbiamo esagerato.
discussione anche questa molto più profonda. Cristian Romano, io ti ringrazio, ovviamente un in bocca al lupo al tuo Siracusa, tra l'altro tra pochissimi istanti interverrà il portiere classe 2004 proprio Domenico Lamberti, quindi passo appunto la palla al tuo portiere per una chiosa finale, perché se avete fatto 18 punti in queste prime 6 partite volete continuare sicuramente su questo filone. Sì, cercheremo di fare ancora risultati, la voglia c'è. Devo dire che le squadre sono abbastanza attrezzate, l'Under 17 e l'Under 15 sono delle belle squadre, quindi già da sabato che giocheremo tutte e due alle 15 e poi alle 17:30 cercheremo di fare il risultato per continuare questa scia importante, ecco. Grazie Cristian Romano, ovviamente direttore dell'Orzo, credo che sia d'ufficio anche per te. Calcio Sicilia non abbiamo detto, ma è giusto ricordarlo che assieme al Buon Pastore a 5 punti siete tra l'altro imbattute ancora, perché avete fatto una vittoria e 2 pareggi nel campionato Under 17, dove portate appunto entrambe le matricole nel campionato Elite. Nell'Under 15 avete invece 7 punti e siete attualmente alle spalle di Academy Panormus e Trapani. L'obiettivo è di default per il Calcio Sicilia, però quali sono i tuoi auspici per questa stagione che è iniziata da poco meno di un mese? No, come ho detto poc'anzi, l'obiettivo è quello di arrivare sicuramente al titolo regionale, comunque provarci. Poi è quello, speriamo quest'anno, come dicevo poc'anzi abbiamo dato Saviano alla Roma e Gabriele Colombo purtroppo avevamo fatto a Catanzaro, ma ha avuto un brutto infortunio, quindi adesso sta recuperando. E poi abbiamo dato deve soltanto firmare, ma è tutto fatto, Edoardo Caruso 2008 all'Atalanta. Spero che comunque l'anno prossimo qualcun altro dei ragazzi possa andare, possiamo portare qualche ragazzo in queste società professionistiche importanti, perché credo che poi quando Saviano va alla Roma il merito è io dico sempre, di tutto il gruppo, del lavoro che ha fatto l'allenatore, quindi questa è la verità, e queste sono poi le cose che poi ti fanno dimenticare Tutto il resto. tutto il resto. E anche i Però sacrifici fatti. rispondo a Filippo, siamo su una cattiva strada, però ci dobbiamo sforzare noi di lavorare su questa, certe volte mandare via anche il genitore rompe le scatole, anche se il ragazzino è bravo, dico, dobbiamo... Guarda Pietro, io per fortuna dal 2015 che faccio il settore giovanile, non ho avuto la possibilità di confrontarmi mai con nessun genitore, per fortuna. Non lo so perché, forse questa impressione qua, no? Ma per fortuna il rompimento di scatole non ne ho avuto mai. Ho questa fortuna. Bene, Beato te, perché io questa fortuna non ce l'ho. Tu hai un altro ruolo, No, lo so. No, lo so, però credo che noi ci dobbiamo sforzare, perché comunque siamo degli educatori, ed è giusto che comunque anche tutte queste dinamiche, come dice, è competenza nostra, e quindi dobbiamo cercare di spiegarlo. Però dico anche che da parte nostra bisogna essere sinceri, avere trasparenza. Poi tante volte la sincerità non paga, perché se tu dici a Maria, a un ragazzo, al genitore, che il ragazzo è più indietro, dico questo non viene accettato. In siciliano si tindu poi. Scusa, è come, scusa, certe volte mi capita ragazzi che magari non ci sono cioè gli dici la verità, dici guarda che sei più indietro rispetto ad altri, loro vanno a cercare, magari non hanno squadre, vanno a cercare quello che gli dice vai là, ti paghi il vitto alloggio e sono contenti. Ma io dico, sti soldi, ma portateli ai collegi americani se dovete spendere soldi. Cioè, ma perché dico fate... Direttore dell'Orzo, grazie ovviamente, grazie anche del tuo contributo importantissimo e della tua onestà intellettuale che sicuramente ci hai donato. Mister Romeo, allora in bocca al lupo, questa prima vittoria, ma soprattutto complimenti per il lavoro che svolgete appunto all'interno della Fair Play Messina, che cresce davvero tanti talenti, ormai è una società, possiamo dire, capofila nella provincia messinese.
Viva il lupo, grazie Francesco. Davide Cicero, proprio sibilino, c'è un torneo che si chiama Valle dei Templi, giunto alla quinta Sì, edizione. Francesco, io ti che ruberò 60 secondi. Ovviamente già sento gli insulti di Claudio Costanzo e degli ospiti della seconda parte, però sì, inizieremo ad Agrigento dal 3 al 5 novembre. Davvero un gran bel torneo. Ci saranno tantissime società quotate siciliane e calabresi. C'è anche qualche maltese che verrà a farci visita e poi dall'8 al 10 di dicembre invece ci trasferiremo a Marsala per poi chiudere l'anno solare dal 27 al 29 dicembre a Catania per l'ottava edizione del Mongibello Cup. Io Francesco, prima di salutarti ci terrei a chiusura di quello di cui abbiamo parlato in questi 46 minuti a darvi un dato statistico. In Sicilia 5 milioni di abitanti, abbiamo 3 squadre professionistiche. In Lombardia 10 milioni di abitanti, proporzionalmente dovremmo averne 6. No, ne abbiamo 18. Dici, fammi un esempio con una regione che ha il nostro stesso numero di abitanti, il Veneto. 5 milioni di abitanti come noi, ha 9 società professionistiche. Stessa cosa Emilia Romagna. Cioè, le altre regioni rispetto a noi, oltre ad avere la logistica iperpotenziata, l'infrastruttura sportiva iperpotenziata, avere l'opportunità di sviluppare giovani calciatori molto più alti di noi, in più hanno il quadruplo, il quintuplo di società professionistiche. E a livello di numero proprio di squadre partecipanti ai campionati professionisti il dato quadruplica, perché ogni squadra professionistica in più di noi ha 5 squadre giovanili professioniste in più di noi. Il Catania e il Messina sono nei pro, ma non hanno nemmeno la squadra under 16, non hanno la squadra under 18, cosa che invece hanno tutte le altre società che al nord Italia hanno molte più opportunità di noi. Quindi bisognerebbe anche ricordare ai genitori, soprattutto quelli siciliani, soprattutto quelli meridionali, che l'obiettivo di portare tuo figlio a scuola calcio, di far giocare tuo figlio in un settore giovanile, che sia elite, regionale, provinciale o condominiale, deve essere quello di farlo divertire, di farlo crescere, di farlo confrontare e socializzare con altri ragazzi. Poi se arriva anche il risultato di giocare nei professionisti, bene, altrimenti farlo divertire in eccellenza, farlo divertire in prima categoria. Davide, bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza, bisogna avere pazienza e basta, cioè Basta. bisogna avere pazienza. Dati comunque allarmanti, dati veritieri, e la verità purtroppo fa male, però io purtroppo devo, oltre che salutarvi, ho il piacere invece di salutare i tantissimi amici che ci hanno scritto in questa primissima parte. Salutiamo molti allenatori, Benny Catanzaro che ci saluta anche il direttore, Stefano Barresi, salutiamo appunto l'ex presidente della Novigia Virtus, salutiamo l'amico Alessandro Pappalardo che ci scrive, Francesco Gargano che sottolinea come il problema più grande siano i genitori, salutiamo Salvo Paterniti che rinnova gli auguri a Davide, e tutta la redazione di Fuorigioco e Wii Sport fa gli auguri a Davide per la nascita di Alessandro. Giuseppe D'Angelo ci scrive che bisogna essere coerenti, il calcio non è per tutti. Ancora Dori Nemo che ci saluta, sarebbe Michele De Gregorio, e poi un messaggio anche molto ampio da parte di Loris Romano che appunto ci ringrazia anche per l'importanza di questi temi che abbiamo affrontato. Salutiamo ancora Antonino Gazzè e Giambattista Spampinato che appunto ha lasciato un messaggio abbastanza emblematico, che appunto il problema di questo calcio senza dignità è anche soprattutto l'interesse, proprio il concetto di interesse. Grazie Davide Cicero. Ci sono grazie, pure i saluti di Romero. Michele De Gregorio ed è un esempio di come uno dei migliori giocatori 2013 siciliani sia dovuto andare a 10 anni insieme alla sua famiglia nel Lazio a Roma per giocare in un campionato professionistico, comunque per cimentarsi in un palcoscenico che merita. E quindi queste poi sono le sconfitte veramente per il calcio siciliano. Cioè portare via già a 10 anni uno dei maggiori talenti, e sicuramente questo non migliorerà vietando al campionato Pulcini di tirare i calci di rigore in un torneo o di poter organizzare tornei solamente in 4 finestre l'anno. Questo forse qualcuno prima o poi lo capirà. Grazie Davide, ovviamente, grazie ancora a Cristian Romano e a Pietro Dell'Orzio. Quindi concludiamo questa prima parte, pioggia di messaggi, continuano a scriverci Maurizio Tirrito, Nino Busacca, insomma tanti e tanti che ci ringraziano anche ovviamente per i temi trattati. Ma siamo appunto in questa seconda parte, abbiamo sforato una decina di minuti importanti, l'argomento era senz'altro caldo e anche molto ficcante, e adesso entriamo però nella seconda parte, perché il calcio dilettantistico siciliano comunque ci sta regalando un momento direi
interessante con il Siracusa in vetta al girone di Serie D, alle sue spalle il Trapani, poi c'è la Vibonese e poi davvero un grappolo di squadre siciliane, tra cui Licata, Sant'Agata, Akragas, Canicattì, Vice Virtus, San Cataldese, quindi senz'altro un momento importante. La capolista in questo momento è il Siracusa, il suo portiere è Domenico Lamberti, classe 2004, e io ho il piacere di averlo appunto Ciao, in buonasera. collegamento. Ciao Domenico. Ciao. Complimenti allora, perché è un momento davvero importante, no? Siracusa che con 6 vittorie ed un pareggio guarda tutti dall'alto verso il basso. Ritorneremo tra pochissimi istanti, perché ho il piacere anche di avere, sempre in collegamento, da Caltanissetta Antonio Esposito, esterno Buonasera a offensivo tutti, della buonasera. Nissa. Ciao, buonasera. Buonasera Antonio, anche la Nissa in un momento senz'altro positivo nel girone A, perché ha vinto 5 partite su 5, e quindi anche da parte vostra Antonio un inizio di campionato senz'altro coi botti. Sì, su questo sì, siamo concentrati, però c'è da dire che il gruppo sta lavorando molto bene, quindi andiamo avanti così. Io intanto mi preme ringraziarti perché hai accolto l'invito, c'era anche l'impossibilità del mister Terranova, tu hai colto l'invito subito, hai disdetto appuntamenti, impegni o eri libero, non ci interessa, però il fatto che tu sia stato presente senz'altro è uno dei momenti di disponibilità, e quindi ti ringraziamo. Grazie mille a voi. Allora, partiamo allora dalla Serie D. Domenico Lamberti, Siracusa, che con 19 punti attualmente è anche migliore attacco, perché ha 20 gol fatti, uno in più del Trapani, ma è in un momento positivo. Tutto l'ambiente aretuseo sta vivendo una sua rinascita. È un Siracusa che negli anni comunque ha lavorato bene, con il presidente Ricci, che praticamente ormai da 2 anni ha ereditato una situazione senz'altro interessante. Adesso sua la società, prima c'era anche il presidente Montagno. Che aria si respira a Siracusa, Domenico, al di là di questo primo posto che attualmente è momentaneo, ma è senz'altro importante? No, a Siracusa si sta benissimo, il progetto è importante, la società si sostiene, la squadra è quello che è, molto forte, e adesso bisogna solo lavorare bene come stiamo facendo e continuare così. Vediamo le immagini che ci giungono. Tra l'altro ricordiamoci che WeSport, questa testata giornalistica, tutto il gruppo editoriale, appunto RTP, Gazzetta del Sud, segue molto le vicende, le dinamiche della quarta serie. Appunto stiamo vedendo le immagini, e tue sono state anche degli interventi importanti su un campo parecchio difficile, quello Sì. di Ippolito, ecco. Sì, non è stata una partita semplice, la Mezza era un'ottima squadra con ottimi giocatori di qualità, e noi abbiamo saputo sfruttare le nostre occasioni al meglio e ci è andata bene. Anche se siamo andati in svantaggio, abbiamo saputo mantenere la calma, abbiamo continuato a giocare, abbiamo ribaltato il risultato alla miglior maniera possibile. Hai percepito un po' uno scollamento, un distaccamento nell'ambiente lametino? Tra l'altro è proprio cronaca di oggi anche l'esonero del Sì, tecnico Vanzetto, che evidentemente comunque paga senz'altro una situazione di classifica deficitaria, o quantomeno certo, non ecco, corrispettiva a quello che ovviamente è anche la squadra certo. dell'FC Lamezia Terme. Tu come l'hai Sì. vista? Sì, la Mezia è un'ottima squadra, degli ottimi singoli, e diciamo non merita quella classifica, e quindi hanno preso questa decisione appunto di esonerare l'allenatore. 2 vittorie particolarmente importanti fuori casa. Voi avete iniziato con un pareggio Sì, a Canicattì. proprio all'esordio, sì, al Canicattì. Saraceno di Canicattì, Sì. contro una squadra ottimamente allenata da Orazio Piratella, ma anche una squadra direi molto molto tosta. Poi però voi avete vinto tanto la Mezza Terme quanto soprattutto al Granillo. Probabilmente quella è una vittoria Sì. che vi ha dato consapevolezza, ulteriore slancio, Domenico? Sì, è stata una vittoria molto importante, soprattutto sotto il punto di vista morale, ci ha aiutato tantissimo in un campo molto 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 difficile, con una tifoseria ospite, diciamo, grandiosa e numerosa. E noi, appunto, ho detto, siamo felicissimi di essere primi e dobbiamo solo continuare così, e dobbiamo continuare a vincere e non fermarci. Sembrerebbe facile dire
che in questo momento vi guardiate alle spalle dal Trapani, sicuramente lo è. Squadra che fin qui ha vinto 6 partite su 6, non ha di fatti riposato, addirittura ha subito l'unico gol proprio la scorsa settimana, proprio la scorsa domenica, l'unico gol da Mesenes di testa, nel poi 1-3 che ha permesso al Trapani di vincere a Canicattì. Però secondo te, ecco, questo campionato, quali sono le vostre antagoniste? Quali sono secondo te le forze che potrebbero vincere questo campionato? Allora, noi innanzitutto non dobbiamo pensare, diciamo, al Trapani, nel senso dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita e cercare di vincere e lasciare meno punti possibili. Poi in questo girone ci sono ci sono squadre importanti come la Vibonese, il Trapani, l'Acragas è un'ottima squadra, come anche la Regina e la Mezia sono ottime squadre, diciamo queste sono più o meno le nostre antagoniste. Antonio, mentre arrivano i complimenti, li leggo da parte di Paolo Coniglio. Complimenti WeSport per il prezioso servizio che date ogni domenica. Un saluto al grande Antonio Esposito da Caltanissetta, ovviamente con i cuori giallo-rossi. Antonio, prima di andare ovviamente a quello che sono gli argomenti focali, no, della vostra piazza, un tuo sguardo anche su questo girone I di Serie D che da sempre è molto equilibrato, che è quasi sempre un campionato che può riservare anche colpi di scena. Negli ultimi anni magari un po' meno, forse anche per la presenza di squadre che poco, ecco, diciamo così, avevano a che fare con questa categoria. Penso insomma al Palermo, penso al Catania negli ultimissimi anni, anche il Bari. Ecco, secondo te che campionato è? No, ma sicuramente un campionato difficile, ci sono molte squadre che si giocano il titolo, è un campionato dove appena sbagli una partita c'è l'altra squadra che ti viene a prendere, quindi un campionato sicuramente difficile, con tante squadre siciliane, questo fa molto piacere, quindi penso che sarà un bel campionato quest'anno, tirato fino alla fine. Andrea, Cocco del Trapani ti sta stupendo in particolar modo per quello che sta facendo, un giocatore che praticamente ha anche raggiunto il maggior numero di gol fin qui. Dall'altra parte c'è Alma per il Siracusa. Secondo te, anche da un punto di vista proprio di talenti, di qualità individuali, secondo te quali sono i giocatori che potrebbero cambiare anche il campionato in questo momento, ecco, secondo te, da qui alla conclusione del girone d'andata? Ma ti devo dire, ci sono un sacco di giocatori forti, per esempio parlando di Siracusa c'è Russotto, c'è Vacca, quindi c'è tanta qualità, è difficile anche da scegliere un giocatore. Penso che anche questi singoli faranno la differenza, quindi ogni partita, avendo giocatori così squadra, ti possono cambiare la partita e portarti alla vittoria, quindi penso sarà un campionato, come ho detto già prima, difficile e combattuto fino alla fine. Domenico, ritorniamo su di te un attimino. Che spogliatoio è in questo momento il Siracusa? Una squadra che viaggia a 1000, ma è anche una squadra che attualmente vedo anche da un punto di vista empatico, da quello che lasciate, Sì. dai feed che lasciate, sembrate davvero uno spogliatoio molto coeso, molto compatto. Sì, siamo un grande gruppo e vabbè, certo, siamo primi, quindi spogliatoio felice, però la cosa importante è che qualsiasi persona, diciamo, subentri anche al secondo tempo fa sempre bene e diamo sempre tutti l'anima. Siamo un ottimo gruppo e proprio per questo, non a caso, siamo primi attualmente. Ritornando Domenico appunto su quello che diciamo appunto sul gruppo, ma anche appunto sulle vittorie, prossima partita, la partita in casa contro il San Luca. Sì. In questo momento, se dobbiamo vedere la classifica, è chiaro che sembrerebbe una partita all'esito scontato. Certo, però comunque ogni partita è a sé e devi aspettarti sempre che soprattutto contro il Siracusa, una squadra a vertice, vengano tutti a fare una battaglia, quindi non devi mai sottovalutare nessuna squadra e devi fare sempre la domenica la tua prestazione, senza vedere contro chi giochi. Ci scrive Giuseppe Di Marino dalla Germania, ma anche Salerno, Bunker Oil. Giuseppe Di Marino segue il portiere Lamberti, ovviamente ci sono i saluti anche a te Domenico. Prossimo turno interessante perché ricordiamo
Siracusa San Luca, Trapani Locri, Vibonese Real Casalnuovo, Vibonese che in questo momento è terzo in classifica, quota 15 punti, poi ci sono una serie di partite tra squadre siciliane, su tutti Licata Cireale, anche Ragusa San Cataldese, c'è Città di Sant'Agata Igea Virtus, Gioiese Reggio Calabria, Castrovillari Canicattì, Portici Lamezze Terme, Riposa invece l'Acragas. Andiamo a te Antonio, allora 5 partite, 5 vittorie, ambiente fin qui che comunque è un mix di grandi esperienze, se penso insomma ad una mediana composta senz'altro da giocatori comunque di grande comunque leadership, Caccetta su tutti, Privitera, ma anche l'esperienza in avanti fondamentale. Ecco, è una Nissa che comunque è consolidata in questa categoria, probabilmente anche la società negli ultimissimi anni ha lavorato molto molto bene, probabilmente incrementando, probabilmente non facendo passi estremamente lunghi, adesso però probabilmente c'è ci sono tutte le condizioni probabilmente per vincere. No, sicuramente abbiamo soprattutto un grande gruppo, che questo secondo me è la cosa che fa la differenza. Poi abbiamo giocatori di esperienza come Privitera, Ivan, Budiak e Caccetta che ti danno quella marcia in più, ti danno quei consigli in più, perché siamo pure una squadra giovane. E poi c'è il mister che lavora nei minimi dettagli, ci chiede tanto, ma secondo me è giusto così. Ora noi cerchiamo di lavorare come stiamo facendo, e di pensare partita dopo partita, perché il campionato è ancora lungo, siamo ancora agli inizi. Noi ci godiamo questo momento, anche i tifosi, anzi, i tifosi ci danno affetto allo stadio, sono il 12° in campo e nei momenti difficili, nei minuti di finali, quando sei stanco, dai quello sprint, quella marcia in più che può fare la differenza. Antonio, probabilmente questo è uno dei complimenti forse più belli che vi possono fare. Tutte vittorie di misura, correggimi se sbaglio, sempre vittorie di un gol solo di scarto, anche l'ultima contro il Geraci. Questo significa che la squadra sa soffrire, probabilmente magari non dilaga, probabilmente non vince dominando le partite, sebbene poi il punteggio non è sempre poi indice assoluta, ecco. Bisogna dire che avete sempre vinto di misura, alcune volte anche senza prendere il gol, che questo è fondamentale. No, lo sappiamo e sì, sappiamo soffrire perché il mister lavora in settimana, soprattutto sulla fase difensiva, ed è vero, se non prendi in gol non lo fai, pareggi. Quindi sappiamo gestire i momenti, dobbiamo migliorare ancora tanto perché la strada è ancora lunga. L'importante è quello di portare i 3 punti a casa. Sappiamo che sia un campionato difficile, le altre squadre non sono da meno. Ogni partita ha la sua storia e quindi che sia la seconda, l'ultima in classifica, sappiamo che dobbiamo andare in campo e andare in massimo, perché giustamente quando giocano contro di noi, tutti in casa, vedendo quel tifo, danno quel qualcosa in più. L'importante è quello di lavorare come stiamo facendo e pensare da partita dopo partita, perché mancano ancora un sacco di partite e quindi siamo solo all'inizio. L'eliminazione forse magari un po' prematura di Coppa, c'è da dire che comunque il calendario aveva messo opposti alla Pro Favara e sono due squadre che evidentemente dall'inizio candidate alla vittoria. Forse vi ha dato qualcosa in più, è stata una sberla iniziale, forse magari un incentivo a dire bisogna incominciare a dare tutto, ed eravamo solo agli inizi di settembre, gli ultimi di agosto per esattezza. No, sì, il Favara è una squadra fantastica, fatta di giocatori di esperienza. E quando siamo usciti dalla Coppa è stata una bella batosta. Forse uscendo ci ha dato quella carica in più, quella fame in più che l'abbiamo riportata in campionato. Quindi da una parte dobbiamo vedere il lato positivo, perché siamo una squadra che non molla fino all'ultimo. Poi siamo 22-23 giocatori, tutti quanti uno più importante di un altro. Come ho detto già prima, il gruppo è unito e lottiamo ognuno per l'altro. E forse questo anche che fa la differenza. Antonio, tu sei un classe 2002. Sì, giusto. Sei riconfermato alla Nissa, esci insomma da un settore giovanile importante come quello della Casertana.
perché sei rimasto alla Nissa? Ovviamente dico, immagino che il progetto senz'altro del presidente Giovannone meritasse ovviamente la riconferma da parte della Nissa e anche ovviamente il tuo gradimento. Cosa ti ha stuzzicato più di altro, ovviamente, per te che comunque sei ancora estremamente giovane, 21 anni credo compiuti? No, 21 li faccio il 28 dicembre, quindi manca ancora A posto, poco. quindi sei proprio a ridosso del 2024. Già dall'anno scorso la società, quella vecchia, mi ha accolto benissimo, i tifosi mi hanno fatto sentire subito a casa, quindi per me già questo era un segnale. Poi giustamente ci siamo seduti a tavola con la nuova società e il progetto era un progetto ambizioso, quindi sapendo che veniva il direttore Russello, il mister Terranova, sapevo che erano di un'altra categoria come direttore e come mister e che potevo crescere anche io individualmente, quindi ho deciso di rimanere e sapendo anche la squadra che si stava formando. Questi sono stati i fattori, quindi sono contento e ringrazio la società per la riconferma perché non è stato facile, anche avendo offerte da società di Serie D, però mi hanno accolto bene l'anno scorso, sapevo la società che stava venendo, quindi ero euforico di venire qui e di rimanere qui. Tra queste ricordiamo anche che hai militato anche in una squadra prestigiosa come il Savoia, quindi senz'altro c'erano anche i presupposti perché tu potessi essere un giocatore di Serie D anche in questa stagione 23-24. Ti scrive Paolo Coniglio, meglio ci scrive Paolo Coniglio, gol fotocopia del bravissimo Barrera che fece quando giocava all'Acragas contro la Nissa. Per Domenica applausi, per lo scorso anno no, un po' critico Paolo Coniglio. Bisogna dire che Antonio Esposito ha griffato con una rete la vittoria contro il Geraci. Antonio. Sì, Juan fece lo stesso gol l'anno scorso, però non eravamo compagni di squadra, identico. Quella volta ho perso al 90° contro l'Agas, invece questa volta ha fatto l'1-0 contro i Geraci. Sono contento di aver fatto il 2-1, soprattutto per aver portato i 3 punti alla squadra e per aver mantenuto la striscia positiva di 5 vittorie. Antonio, che girone è questo qua? Ovviamente è un girone senz'altro interessante e importante, forse rispetto allo scorso anno dove c'era una lotta abbastanza importante tra Agas e Enna e la Don Carlo Misilmeri fece da terza incomodo. Adesso vediamo appunto un Athletic Palermo, ma al di là di questo, probabilmente con i 5 punti di distacco alla Pro Favara, adesso avete messo un gap che potrebbe essere importante. Siamo ancora però soltanto alla quinta giornata, no? No, è sicuramente un campionato difficile, difficilissimo perché, a parte è vero, siamo solo ancora all'inizio. Ci sono squadre come Favara, come Atletico Palermo, come Mazzara 46. Noi pensiamo a noi, lavoriamo per i fatti nostri, non guardiamo la classifica perché che siano 5, 6, 3 punti è ancora presto per dire chi sarà chi sarà a vincere il campionato. Noi pensiamo a noi, pensiamo a lavorare giorno dopo giorno con il mister, a migliorare i nostri errori e poi alla fine del campionato diamo le somme e vediamo dove siamo arrivati. Domenica c'è un match che potrebbe essere un ulteriore test perché andate in casa del Mazzara, attualmente 11 punti, vi separano 4 lunghezze. Questa è una partita sicuramente match clou di questa prossima giornata. Sì, sicuramente è una bella squadra attrezzata, il Mazzara 46, e lotteranno anche loro per vincere il campionato. Noi questa settimana ci stiamo preparando per questa partita, sappiamo che non è una partita facile e quindi con il Mici ci stiamo preparando per affrontare questa partita. Un'altra domanda a te Antonio, prima di andare da Domenico, tutto l'ambiente, no, che c'è attorno alla Nissa negli scorsi anni, senz'altro probabilmente un po' più, come dire, frastagliato, c'erano tante anime, no, anche all'interno della società. Adesso comunque il presidente Giovannone ha un po' messo d'accordo tutti sulle linee, sulle unità di intenti. Ecco, credo che anche a livello societario comunque si parli una lingua ormai comune. No, sì, a livello del societario la società non ci fa mancare niente. Per quanto riguarda l'ambiente, un ambiente che al momento c'è da alzare solo le mani, la verità.
il pubblico risponde, è il 12° in campo, sia in casa sia fuori casa, perché ci sono anche molti seguaci fuori casa, quindi noi dobbiamo pensare a noi e fare il nostro cammino. Questa è l'unica cosa che consiglio ai ragazzi, già sappiamo quello che dobbiamo fare. La strada è ancora lunga e ci sono anche molte cose ancora che dobbiamo migliorare. Per il resto l'ambiente e la società sono sempre al nostro supporto. Quello che scriveva Paolo Coniglio, ovviamente poc'anzi non l'avevo interpretato sul momento, ovviamente adesso abbiamo compreso che gli applausi erano riferiti al fatto che avesse segnato contro di voi. Sì, Quindi sì. era chiaro, non chiaro solo a me in quel momento, quindi chiedo venia ovviamente a Paolo che ci ha scritto che era ovviamente una battuta assolutamente adesso compresa. Domenico Lamberti, ti prego di salutare, lo facciamo assolutamente. Lorenzo Nardo dice che appunto ti stima tanto, quindi ovviamente salutiamo l'amico appunto Ciao Lorenzo Lorenzo. che ci scrive. Francesco Manzella ci scrive che la vittoria finale è un discorso fra Trapani, Siracusa e Reggio Calabria. Lo stesso insomma poi Giuseppe Giunta ci scrive: Regina non credo, troppe partite da recuperare. Ecco, secondo te la Regina, o meglio Nuova Fenice Amaranto, Reggio Calabria è troppo attardata? Per quanto insomma 7 punti e 2 partite da recuperare, io non credo che sia troppo attardata. Bisogna dargli probabilmente il tempo, no, di allinearsi alle partite giocate. Secondo te la Reggio Certo, certo. Calabria può dire la sua? Noi sicuramente può dire la sua, ha iniziato, diciamo, tra virgolette, un po' tardi perché rispetto a noi, quando ci abbiamo giocato contro, era indietro soprattutto a livello fisico. Ci sono giocatori con tanta qualità lì, molto forti di categorie superiori, però appunto fisicamente erano indietro a noi e quindi noi abbiamo riuscito a batterli. Ci Però sono sicuramente la Regina potrà dire la sua in questo campionato, assolutamente. Ci scrive anche Armando Coniglio, forse non hai visto giocare il Trapani, molto critico nei confronti appunto della squadra di Alfio inguardabili, vanno avanti grazie alle conoscenze del presidente, insomma il Siracusa visto a cani cattivo a calcio senza aiutini. Questi sono messaggi ovviamente di tifosi o probabilmente anche Vabbè, certo. insomma, sicuramente non amici, ecco, del Trapani, in questo caso. Poi c'è un messaggio molto bello da parte di Fabio Pisano: Lamberti, gran portierone, erano anni che a Siracusa non si vedeva un under che riesca a dare tante sicurezze a tutto il reparto Grazie, difensivo, quindi avanti così, grazie. testa al San Luca. Quindi ancora complimenti ovviamente per quanto riguarda te, Domenico. Anche da un punto di vista di ambiente, cosa vi ha dato il tecnico Cacciola, che negli ultimi anni comunque insomma ha ulteriormente consolidato la propria esperienza in Serie D, e senz'altro un allenatore, conoscendolo anche molto bene da un punto di vista Certo. personale, che garantisce secondo me molta serenità ai propri Sì, quello ragazzi. stavo dicendo, il mister è un mister che garantisce tantissima serenità, ti fa entrare nel campo tranquilli e niente, noi seguiamo le sue indicazioni sempre e ci stiamo trovando molto bene e fa creare molto gruppo e questo è l'importante. E anche grazie a lui che appunto siamo primi. Ci scrive Calo: che ne pensate della San Cataldese? Un parere da parte di tutti e due, ragazzi. Domenico, tu che ne pensi di San Cataldese? Bisogna dire che Verde Cioè, Amaranto ci abbiamo praticamente giocato contro la San Cataldese, è una squadra, diciamo, normale della categoria, non eccellentissima, però è però una col squadra cambio di normale così. allenatore fin qui imbattuta, perché difatti con l'avvicendamento tecnico che ovviamente malgrado ovviamente il mister Pietro Infantino, che sicuramente aveva messo all'inizio tutte le sue competenze, è una squadra che adesso ha 10 punti, ha fatto 3 vittorie e un pareggio proprio nelle ultime 4 partite, Certo. quindi un ruolino di marcia tosto. Antonio, secondo te, al di là della San Cataldese, proprio un campionato che secondo te come si potrebbe interpretare, soprattutto in zona playoff e playout, anche perché sappiamo benissimo, no, come una va in Serie C, però praticamente sono 6 le squadre che sono impelagate poi nella lotta alla salvezza. No, ti ho detto, sicuramente è un campionato difficile. Per quanto riguarda la lotta alla salvezza, ci sono diverse squadre, è ancora presto a dirlo. Per quanto riguarda invece la lotta cioè per la vittoria del campionato, ci sono il Siracusa, il Trapani, la Vibonese. Mai sottovalutare una sorpresa, perché mai dire mai. Quindi penso sarà un campionato combattuto sia al vertice
penso sarà un bel campionato da vedere e da osservare fino alla fine. In questo momento in grossa difficoltà il Castrovillari, che fin qui praticamente ha perso tutte le partite, 0 punti, a 3 punti Gioiese e Portici, attualmente in difficoltà. Sono proprio queste ultime le squadre che in questo momento sono maggiormente in difficoltà. Siamo ai saluti. Io davvero ringrazio Domenico Lamberti, estremo difensore portiere classe 2004 del Siracusa Calcio. Domenico, in bocca al lupo ovviamente a te, qualità di giocatore giovane ovviamente, che sta facendo molto molto bene, reduce da un'esperienza alla Puteolana. Sì. Che evidentemente poi ti ha dato ulteriormente convinzione per questa stagione. Possiamo dire probabilmente quella della tua crescita anche personale? Sì, no. Per me è stato un grande trampolino di lancio l'anno scorso con la Puteolana e infatti ringrazio molto. Domenico, io ti ringrazio, in bocca al lupo già a partire dalla prossima partita Siracusa-San Luca. Grazie ovviamente di essere intervenuto a Fuori Gioco. Crepi, ciao, buona serata. Grazie a Domenico Lamberti, grazie ad Antonio Esposito, un in bocca al lupo ovviamente alla tua Nissa, un ringraziamento anche all'ufficio stampa per aver appunto consentito in pochissimi momenti, anche con l'ausilio di Claudio Costanzo alla regia, appunto l'intervento di Antonio Esposito. Grazie Antonio, in bocca al lupo a te. Grazie mille a voi, viva il lupo. Grazie Antonio Esposito, 22:16, siamo in rigorosa diretta questo martedì 10 ottobre, il nostro appuntamento finisce qui per la prima puntata, ma già dal prossimo martedì ci vediamo sempre rigorosamente dalle 21 alle 22:15, grosso modo, quando appunto chiuderemo il nostro focus sul calcio giovanile nella prima parte, nel calcio dilettantistico siciliano, Serie D, eccellenza e promozione, gli argomenti che tratteremo ovviamente ogni martedì. Grazie da Francesco Casicci, un ringraziamento a Claudio Costanzo da regia, a tutto il compartimento ovviamente editoriale di RTP e Gazzetta del Sud. Ci vediamo martedì prossimo.